Ci teniamo tutti, a partire dal patron che l'ho sentito ieri in maniera particolare crede in questa sfida e non vuole sfigurare. Sicuramente è stata una settimana particolare in cui si è pensato più magari a festeggiare, giustamente che al campo, però negli ultimi giorni abbiamo rimesso la testa nella partita che ci aspetta domani sera e vogliamo far bene, vogliamo chiudere in bellezza. Ma non è detto che io farò giocare chi ha giocato meno, sicuramente ci saranno dei cambiamenti, ma giocherà Pomini in porta al posto di Pegolo, questo sì, poi per il resto non farò tantissimi cambiamenti. Hanno avuto momenti altalenanti, anche se nell'ultimo periodo hanno fatto bene, nonostante mi sembra che hanno fatto 8 partite, 6 vittorie, non si può dire che abbiamo fatto male, però vicissitudini magari anche societarie non hanno aiutato il cambiamento dell'allenatore, ma mi interessa meno del Milan, mi interessa guardare molto in casa mia. È giusto festeggiare quando ce n'è la possibilità e godersi questo momento, anche perché dal mio punto di vista meritati, per quello sono tutti gli elogi che ci sono stati da parte di tutti nei confronti della squadra, un po' di tutti, penso che siano doverosi e giusti. Più che il messaggio è stato lo stadio, quando insomma ha fatto il mio nome mi ha fatto enormemente piacere, ha riconosciuto il mio lavoro e magari anche il mio modo di pormi, di fare, questo mi ha fatto enormemente piacere. E tanto sapete tutti che mi devo incontrare col dottore e poi insomma faremo tutte le valutazioni senza stare a fare troppe chiacchiere attorno al mio futuro.